tutta Europa oggi che sta in qualche modo suonando le trombe. È chiaro che è solo un segnale che serve per allertare l'opinione pubblica e sensibilizzare Sinkevicius. Sono le 11:30. Le sirene dei pescherecci veneti risuonano in una protesta che accomuna il nostro settore ittico ad una mobilitazione del comparto in tutta l'Unione Europea. Una mobilitazione che chiama in causa le nuove politiche per il comparto del commissario alla pesca e all'ambiente Virginijus Sinkevicius. Secondo le associazioni di categoria, se approvati, il divieto del sistema di pesca a strascico e un'ulteriore restrizione delle aree di pesca con tagli fino al 30% porterebbe il sistema al collasso, un sistema che ha un peso determinante nell'economia della costa veneta. Il fatturato è attorno ai 500 milioni di euro solamente ai termini di produzione. Molto di più se invece riguardiamo l'indotto, 4 mercati ittici tra i più importanti d'Italia, Chioggia e Venezia di fatto lo sono ai termini di conferimento. La marineria dove siamo qui oggi di Chioggia è la prima marineria d'Italia per il conferimento e perciò i termini, i numeri sono così importanti da prevedere anche un collasso nel territorio, nel tessuto sociale vero. Come una voce sola, le sirene dei pescherecci risuonano per tutta la città metropolitana di Venezia, da Caorle al mercato ittico di Chioggia, il più grande d'Italia che con le nuove regole rischierebbe un tracollo. Noi abbiamo circa 220 imbarcazioni e per una previsione di questo tipo potrebbe comportare una riduzione almeno del 50%. Siamo stufi di pagare la campagna elettorale del commissario Sinkevicius in Lettonia, dove non so neanche il paese dove abiti. Deve fare campagna elettorale, lo sta facendo per un'associazione ambientalista, il piano di azione che sta presentando è irricevibile.